Tanto pallone già giocato in avanti, attenzione perché c'è l'uscita spericolata, la conclusione che si perde fuori, l'uscita spericolata di Salamone per poco, non ne ha approfittato Picciuca. Battuta verso l'area di rigore, la palla arpionata e poi salva Salamone, doppio tentativo qui da parte dell'ATF, ancora vicino al gol. C'è la punizione per il Cus, battuta verso la porta, viene smanacciata in qualche modo, poi la traversa dopo la respinta di Mellina, pallone che rimane lì, ma che occasione ancora. Intanto occhio alla punizione, pallone che arriva e palo anche dall'altra parte, poi respinta forse da parte di un compagno. La conclusione incredibile da parte del numero 4 Barone. Con il solito traffico in area di rigore, palla allontanata di testa, ancora per la disposizione dell'ATF che va alla conclusione, altra traversa, questa volta colpita da Picciuca e poi salva la difesa del Cus che in qualche modo evita ancora una volta il gol. Terzo Legno, adesso diventa 5 elementi, no, rimane a 4 elementi da parte dell'ATF, mentre c'è la rincorsa di Pizzo che va in porta, Mellina la smanaccia con un volo anche abbastanza fotografico, fotogenico. Poi sbaglia Salamone e la palla dalle parti di Arini, passaggio intercettato, poi arriva dalle parti di Minardi, Minardi ancora per Arini, il miracolo da parte di Salamone, sarà calcio d'angolo per l'ATF. La sfera Barone e arma Frisco, Frisco però a convergere, Frisco, le finte, Frisco in area, ancora Frisco, destro! Golazo da parte di Gabriele Frisco che sblocca la partita, gol stupendo da parte del numero 9, doppio dribbling, doppia mandata al bar dei difensori del Cus Palermo e poi il pallone che si insacca sotto la traversa, avanti l'ATF, ringhiargli addosso fino a fargli perdere il pallone, poi l'intervento pulito di Di Maio riconquistare, D'Amico ingresso in area, D'Amico sul fondo, mette in mezzo! E la palla che forse è stata toccata, anzi poi giocata sulla sinistra, cerca di passare in qualche modo Di Maio, lo ferma ancora Buffa, l'arbitro fischia ed è calcio di rigore. Allora è tutto pronto, D'Amico contro Mellina, fischia l'arbitro, D'Amico spiazza Mellina, fa 1-1, la pareggia all'11° minuto il Cus Palermo con il suo numero 10. C'è la punizione per Riggio, fischia l'arbitro, pallone che spiove secondo Paolo, la sponda di Turturici diventa una conclusione verso la porta, il miracolo ancora di Salamone. E calcia via, ma calcia male, uno dei primi errori della sua partita. Scavone, passa in mezzo a due, Scavone col destro, la palla esce, non di molto, l'ha controllata uscire Salamone. Ora gioca in avanti il Cus, palla lunga, Pecoraro scorta l'uscita che arriva da parte di Mellina, poi ancora attacco vivo per il Cus con questa conclusione che si insacca e arriva il gol di Castelli che ribalta a 1:15 dalla fine, passa a condurre all'improvviso il Cus Palermo.